In un momento in cui la politica deve dare spazio ai giovani e alle donne, in un momento in cui la politica ha bisogno di trovare chi lavora con il volontariato vero perché risorse ce ne sono poche, nel momento in cui i modi nuovi di comunicare sono necessari perché c'è un mezzo mondo di persone che così fanno, credo che aver scelto questo meccanismo, coinvolgendo i giovani, coinvolgendo le donne e creare quindi tutto un collegamento in rete tra tutti i sistemi, Twitter, Facebook, le nostre mailing list, mettere in moto queste 100.000 persone in Veneto collegate con noi e collegarci, quindi parlarci tra di noi, è lo spirito di questa giornata. Cioè, noi vogliamo parlare con tutti, parlare in modo nuovo, ovviamente stimolati dai giovani che ci stanno facendo ringiovanire. Quali sono i numeri a cui punta il nuovo centrodestra in Veneto? Beh, intanto siamo soddisfatti perché noi abbiamo il Consiglio nazionale fra 10 giorni a Roma e abbiamo 10.000 persone già che si sono iscritte pagando col documento attraverso un sistema trasparente, cioè non si può iscrivere qualcuno. Il nostro partito prevede che uno si debba iscrivere formalmente e quindi perché lo fa con versamento proprio, un bonifico personale. Quindi 10.000 persone iscritte è un dato importantissimo, abbiamo in rete quasi 80-90.000 amici che parlano con noi e quindi molta attenzione, moltissimi sindaci, tanti amministratori. Con questa base di partenza noi siamo ottimisti che le europee, test difficile, con un simbolo non noto, lavorando sia amministratori, sul territorio, su questi giovani, su queste donne, di fare un risultato importante. Noi vogliamo avere l'ambizione di essere la prima regione d'Italia per il nuovo centrodestra, vogliamo quindi aumentare il dato nazionale, puntiamo alle due cifre, cioè superare il 10%, è un dato ambizioso, ci vediamo fra 2 mesi.